Buon pomeriggio a tutti e per il momento il Verona sta fallendo il sorpasso al Cittadella perché al termine del primo tempo il Brescia è in vantaggio per 1-0 grazie al gol della sua bandiera Andrea Caracciolo, l'airone andato in gol al 22esimo minuto su calcio di punizione dal limite, il quarto gol in campionato per lui, il 156esimo con la maglia del Brescia in 9 anni. Sono successe davvero tante cose in questo primo tempo, con il Verona che era partito forte, ha colpito un palo esattamente all'11esimo minuto con Romulo, un'azione ubriacante, quella dell'italo brasiliano, si è smarcato 4 avversari, dribbling inizialmente Succoli, un tunnel Succoli, poi altri 3 fatti fuori, si è presentato davanti a Minelli a colpo sicuro ma ha centrato il palo alla sinistra dell'estremo difensore del Brescia, poi sulla ribattuta Luppi non è riuscito ad intervenire sotto porta. In precedenza era stato annullato un gol giustamente al Brescia per fuorigioco, seppur di poco, di Torregrossa, altre palle gol per il Verona, poi al 22esimo è arrivato il gol, c'è stato un fallo, una carica di Bianchetti su Andrea Caracciolo, punizione dai 20 metri, battuta da Caracciolo centralmente, rasoterra, pallone che si è insaccato nell'angolino basso alla sinistra di Nicolas, complice anche una furbata da parte dei giocatori del Brescia, di 3 giocatori del Brescia che erano in barriera, sono saltati ingannando l'estremo difensore del Verona, che non è stato comunque esente da responsabilità. Pazzini spara alla porta al limite, poi il destro di Fossati, pallone di poco a lato, prima palla gol per il Verona del secondo tempo dopo 6 minuti. Ancora Pazzini in posizione regolare, Pazzini, palo gol, il pareggio dell'Hellas al 7° minuto della ripresa. Giampaolo Pazzini, il capocannoniere del campionato, diagonale vincente con il pallone che ha toccato prima il palo interno alla destra di Minelli e poi ha terminato la sua corsa in fondo alla rete. È il gol numero 7 per Giampaolo Pazzini in questo campionato, segna un gol ogni 45 minuti e è dunque ancora una volta decisivo. Pazzini che finora, fino al match di oggi, ha portato 9 punti su 16 al Verona. Verona 1, Brescia 1, settimo della ripresa Giampaolo Pazzini. Combinazione Torregrossa, Caracciolo, area di rigore e c'è il pallone che è salvato sulla linea. Poi ancora azione viva da parte del Brescia che torna in vantaggio. Il gol, il Brescia è tornato in vantaggio, un'azione assolutamente rocambolesca, il gol del Brescia che realizza esattamente al 10° minuto dopo che c'era stato un salvataggio clamoroso sulla linea di porta e c'è il gol del Brescia. Il gol del Brescia arriva al 10° minuto della ripresa, il gol del 2-1 che riporta incredibile la formazione bresciana in vantaggio. È 2-1 per il Brescia, il gol è di Torregrossa se non andiamo errati. Torregrossa che tra l'altro è del Verona, in quanto il cui cartellino di proprietà dell'Hellas. In mischia un gol rocambolesco con Caracciolo che stava per firmare la vittoria. Poi c'è stato un salvataggio, Bianchetti è salvato sulla linea, ha messo esatto. Fuori, è arrivato Torregrossa. Bianchetti, c'è lo scatto in profondità di Pazzini, è costretto a cedere a Fossati, corto in orizzontale, Fossati in verticale, ancora per Ganz che gli restituisce palla di petto, Silicardi per Pazzini, area di rigore, messo giù, calcio di rigore in favore del Verona, direi piuttosto netto, e ci sarà anche la munizione, crediamo, nei confronti del giocatore del Verona. Fatto sta, ennesimo rigore assegnato al Verona in questo campionato, il quinto, ma direi assolutamente sacrosanto, perché c'è stato l'intervento netto da parte di Bubnic che crediamo, sì, viene ammonito il croato. Calcio di punizione naturalmente, Giampaolo Pazzini si è subito impossessato del pallone, 27 sul cronometro al Bentegodi, nuova opportunità per il Verona per riportare le sorti del match in parità. Pazzini contro Minelli, siamo entrati nel 28° minuto, tutto pronto, il fischio di Aureliano, una breve rincorsa da parte di Pazzini con il destro, tiro, rete, 2-2, altra doppietta del Pazzo, 2-2 al Bentegodi, con Pazzini che fa cenno ai suoi di tornare subito a centrocampo perché vuole vincere la partita.
siamo al 28esimo della ripresa, rigore perfetto da parte di Giampaolo Pazzini. Minelli a destra, pallone a mezza altezza alla sinistra dell'estremo difensore del Brescia. Verona 2, Brescia 2. Ecco il Verona ancora, Siligardi, una virata a far fuori Colis, allunga però il pallone e Siligardi, intervento di Bisoli, ma ancora Verona, Romulo libero, parte il cross, era per Bessa l'intervento ancora di Lancini, ma sempre Romulo e sempre rosso su di lui. Poi Fossati gira benissimo di prima sul secondo palo e la conclusione da parte di Ganz al volo, in acrobazia, l'intervento in calcio d'angolo da parte dei Minelli. Su Praien, pallone per Bessa, all'indietro c'è Fossati, potrebbe allargare per Siligardi, lo ha visto, eccolo Siligardi, riceve il pallone, controlla col petto, lato corto dell'area di rigore, 1 contro 1 con Colì, il sinistro Minelli, poi Ganz recupera il pallone, esce dall'area di rigore, ancora Simone Ganz per Siligardi, cross col mancino di testa, Pinzi regala il pallone agli avversari, a Ganz che però non approfitta e allora un Terzi prova a ripartire il Brescia in contropiede, fare attenzione come ha detto Massimo Zennaro, il Verona non scoprirsi, c'è possibilità per Bisoli, allarga per Rosso, Simone Rosso va in 1 contro 1 con Romulo, lato corto dell'area di rigore, pallone ancora per Bisoli, conclusione, fiacca, blocca a terra Nicolas, ecco Pazzini al limite, pallone dentro per Siligardi, Minelli super, clamorosa parata di Minelli su Siligardi che stava piazzando il pallone in porta col mancino, ancora il Verona, che parata Minelli che ha salvato il Brescia al 39esimo minuto, parata clamorosa di Minelli su Siligardi che a botta sicura con il suo piede, col mancino ha cercato di piazzarla sul palo più lontano, ma Minelli è stato semplicemente strepitoso. Alla caccia del pallone va ancora Bessa, ancora l'ex Bologna, parte il cross di petto, Juanito Gomez, Pazzini spalla alla porta, poi Siligardi con il destro fuori, ha concluso col piede sbagliato, in questo caso Luca Siligardi, pallone che è sfilato via alla sinistra di Minelli, rimessa laterale in favore del Verona che ha solo 10 secondi per attaccare, per provare il colpo del 3-2, eccolo su Praien, ultimo attacco della partita, Bessa viene pressato molto bene dai giocatori bresciani, c'è Fossati, pallone in area di rigore, Minelli che ha salvato il Brescia, a questo punto direi anche il migliore del Brescia, il giovane portiere bresciano, e termina qui la partita, una bellissima partita, applausi per tutti, Verona e Brescia 2-2 le reti al 22esimo del primo tempo, punizione di Andrea Caracciolo nella ripresa, al 7° minuto Pazzini, al 10° l'ex Torregrossa e al 28esimo il definitivo pari di Pazzini su calcio di rigore.